Principalmente si tratta di vestiti, quindi dalle giacche fino alle magliette, i pantaloni, scarpe, un grandissimo quantitativo di scarpe e poi beni di prima necessità, quelli possono essere per esempio pannolini, assorbenti, medicinali e poi anche pensando anche ai più piccoli, qualche giocattolo insomma per i bambini. È il materiale raccolto in questi sacchi e scatoloni grazie alla generosità di molti trevigiani dagli attivisti di centrosinistra del collettivo ZTL Django. Partiranno tra poche ore a bordo di questo furgone per raggiungere i migranti lungo i Balcani, nell'accampamento di Idomeni, al confine tra Grecia e Macedonia. Partirà appunto domani mattina per arrivare fino al porto di Ancona alle 10, da cui prenderemo un traghetto che ci porterà sulle coste greche. Successivamente arriveremo ai Domeni, che è appunto il campo in realtà spontaneo che si è creato tra il confine greco-macedone. Nel frattempo ci sarà comunque un gruppo che partirà da Trieste e percorrerà tutta quanta la rotta dei Balcani e un gruppo partirà dal porto di Bari, mentre ci raggiungeranno direttamente lì anche alcuni attivisti da Praga, da Monaco e da Norimberga. Anche Treviso in prima linea è protagonista nella staffetta solidale internazionale Over the Fortress, nome inglese che significa oltre la fortezza. Lo scopo, documentare e raccontare quanto sta accadendo in quelle zone, dando un supporto ai migranti in viaggio, perché l'immigrazione va gestita e non contenuta, aggiunge la portavoce degli attivisti di Treviso. Basta vedere la gestione delle prefetture dell'accoglienza cosiddetta diffusa, che non lo è in realtà.